Siamo in compagnia del maestro Giancarlo Nadai, con il quale oggi parleremo di musica, soprattutto dello stato di salute delle scuole di musica e della musica nell'Alta Marca Trevigiana. Beh, devo dire che specialmente negli ultimi anni c'è stata una gran diffusione e una gran nascita di istituzioni che si occupano della didattica giovanile musicale. Penso che ogni comune abbia una sua scuola di musica e ormai in quasi tutte le situazioni anche un piccolo gruppo, una piccola band, una mini banda, eccetera, eccetera. Sicché questo è molto positivo per la diffusione proprio della cultura musicale. Dove ci troviamo in questo momento? Questa è l'aula di solfeggio e propedeutica musicale, cioè l'approccio proprio per i bambini piccoli alla musica, tramite giochi che riguardano la ritmica, eccetera, eccetera. E lo spazio viene utilizzato anche dalla piccola orchestra veneta che è nata proprio qui 20 anni fa, quest'anno festeggeremo con un tour che dura un anno il nostro ventennale e proviamo proprio in questa splendida sede che è del comune di Pieve di Soligo. Siamo ospiti da 48 anni perché La piccola orchestra veneta, abbiamo detto, ha 20 anni, mentre l'Istituto Associazione Musicale Toti Dal Monte ha una storia ben più lontana. sì, praticamente è nato nel 72-73 dall'allora presidente, il Cavaliere di Gran Croce Ezio Spina e altri soci fondatori, e per 48 anni ha formato circa 5.000 allievi. Molti di questi hanno fatto carriera, nel senso che si sono diplomati, poi sono andati in conservatorio, si sono diplomati e svolgono l'attività sia concertistica che didattica in varie istituzioni. Maestro Nadai, abbiamo parlato di queste due realtà del territorio, ma veramente in Italia quanto si investe nella musica, nei musicisti, nei giovani ragazzi che si avvicinano già a partire dalle scuole medie a quest'arte? Ma secondo me troppo poco, e poi bisogna fare una distinzione proprio musicale, cioè fra musica classica e quella che viene definita la musica moderna. La musica classica ha uno spazio molto marginale, al di là ad esempio di Radio 3. Conosco pochissime altre, ad esempio, realtà radiofoniche che trasmettono musica classica o trasmettono l'opera. Noi che siamo i padri dell'opera lirica, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, crea un grosso problema proprio per l'educazione del giovane, perché ritengo che la musica sia veramente fondamentale. E un giovane invece che si approccia alla musica, che decide di far sì che la musica sia la professione della vita, ha delle speranze in Italia? Abbiamo degli sbocchi concreti o non è possibile vivere di musica in Italia? Diciamo che è possibile vivere di musica in Italia, non come 20-30 anni fa, di cui io adesso parlo ad esempio di violinisti, di strumentisti ad arco. Uno si diplomava e c'erano tantissime orchestre, tramite audizione logicamente, che davano la possibilità di avere un lavoro stabile. C'erano, ad esempio, non so, prendiamo il Veneto, la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Orchestra da Camera di Padova, Solisti Veneti e tantissimi altri gruppi locali che davano questo tipo di possibilità. C'erano annate di cui anche uno strumentista che non era stabile in un ente
che però lavorava tantissimo, lavorava comunque tutto l'anno. Adesso tutte queste realtà sono sparite praticamente e questo è un po' triste perché abbiamo tantissimi veramente talenti, ma proprio talenti, cioè gente bravissima, preparatissima, che però sarà difficile che faccia carriera. Alle spalle bisogna che ci sia sempre una famiglia che aiuta, che segue, che sia appassionata, eccetera, eccetera.